che l'azione dello Stato si è svolta in modo veramente sinergico e il nostro compito è facilitato da questa azione di coordinamento che si svolge a livello di forze dell'ordine. Abbiamo affrontato dunque anche le questioni che riguardano le altre province della Sicilia orientale e sono contento del lavoro che si è svolto fin qui. Catania rimane una trincea e questa trincea lo Stato la presidia con tutta la propria forza. Catania e la Sicilia orientale sono dei luoghi particolarmente sensibili per la criminalità organizzata e sono molto sensibili per quanto riguarda anche i fenomeni migratori. Abbiamo parlato ovviamente anche di quest'ultimo aspetto e abbiamo fatto un punto che possa consentire di mettere sempre più in efficienza tutto il sistema e di realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo, che sono quelli della equa distribuzione su tutto il territorio nazionale.